Dal pane alla verdura, alle bevande, al caro bollette, non si arresta la corsa dei prezzi. L'inflazione a Vicenza registra un dato superiore alla media nazionale. L'indice dei prezzi al consumo segna una variazione del più 9,2% a settembre 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. Carrello della spesa che si traduce in salasso. La voce prodotti alimentari e bevande analcoliche registra, dati dall'Ufficio Statistica del Comune relativi al mese di settembre, una variazione annuale del più 12%, dove il dato in maggiore aumento congiunturale è quello dei vegetali. Ma il balzo dei prezzi colpisce trasversalmente, basti pensare che un chilo di pane fresco costa in media 4,37 euro. Sul latte sì, tanto, e anche sulla frutta e verdura. 3,50 euro, adesso ho preso mezzo chilo di spinaci. Basta? E invece quanto li pagava? Ma molto meno. Tutti i tipi di frutta. Frutta e verdura, pasta, pane e posso dire non è alimentare, però la carta igienica ha avuto un balzo incredibile. Carta a casa, carta igienica, sacchetti, un 20% in genere. E poi ci sono le bollette. La voce abitazione, acqua, elettricità e combustibili registra a settembre una variazione annua del più 34,4%. Ah beh, bolletta non se ne parla, qui ho già paura, mi arriva l'altro giorno. Raddoppiate? E anche di più.